Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, oggi è buongiorno e ben trovati il 16 aprile, siamo in diretta anche su Instagram, su Twitch, abbiamo avvertito poco fa su Telegram, insomma, vediamo di commentare insieme come ogni mattina le principali notizie, anche perché oggi dobbiamo partire da questo fondamentalmente e non so, l'abbiamo commentato un po' ieri sera. Ciao allo chef Morgan, ieri sera durante la diretta di Ring e ci torneremo questa sera, anche se oggi è un po' più dedicato alla città di Trieste. Cominceremo con il sindaco Roberto Di Piazza, perché qua hanno bisogno di risposte i ristoratori, i titolari di altre attività, dei bar, che regole ci sono qui dentro. In larga parte sono un po' come quelle dell'anno scorso, quando finalmente si è tornati a fare l'apertura, a riaprire il 18 maggio, vado a memoria, insomma qua rischiavamo quasi, ciao Renza da Instagram, rischiavamo quasi di aprire un po' più tardi, in una data non ci sarebbe, qualche giornale la lascia intendere, adesso lo vedremo, ma in realtà ieri sera abbiamo scoperto qualcosa da Federica Suban, che è responsabile della Federazione dei Pubblici Esercizi a Trieste ed è stata a Roma all'incontro dei pochi giorni fa. E quindi se volessimo ipotizzare per quando può comprare la carne per riaprire il suo locale, e lei ci ha detto io mi preparerei per il 3 maggio, e infatti è la data che poi oggi troviamo solo su Repubblica mi pare, ma insomma comunque ormai è maggio e pare che prima rispetto a quello che ci ha detto l'onorevole Dreosto, ma adesso ve lo spiego bene, non possa avvenire alcuna apertura. Buongiorno Ferdinando, oggi ci sono, mi spiace per ieri. Aldo, dove eri ieri? Condividi, mi raccomando. Ciao Rossella, bentrovata anche a te. Presente, anch'io caos in questi giorni, mi spiace. Bene, ma stiamo tornando alla vita normale. Non importa, dopo resta disponibile sul sito ferdinandovarino.it, sulla pagina Facebook, quindi se vi va di vedere la nostra strana rassegna stampa, ogni giorno la potete vedere. Lo chef Morgan da Instagram mi scrive: ciao Ferdinando, ho letto attentamente la bozza mandata al governo, una minestra riscaldata, siamo già pronti. Ecco, questo è importante, a parte che giustamente uno chef, ma non la produce lui, la minestra riscaldata è per lui un po' più semplice, diciamo, come definizione, non è nel suo menù di certo, ma è vero, perché sono molte regole che già abbiamo visto. Ciao Anna, condividi, Walter, mitico, ciao anche a te, Carlo, già condiviso, bravo, perché dobbiamo combattere i problemi che ancora abbiamo sulla pagina. In piscina vietato fare pipì e sputare. Eccolo qua, Iole, ci sei? Non sarebbe più serio dire che non si può riaprire queste puttanate, scusate la parola, solo per dare il contentino alla Lega, che potrà vantarsi di aver fatto riaprire? Io temo di no, io su questo, perché mi sa che la Lega non sta vincendo su questo fronte. Ciao Filippo da Bassano del Grappa, grande. Matteo, Giuseppe, buongiorno Ferdinando, visto il pozzo di scienziati del CTS, si può andare in piscina con il catetere, fantastico, fai nella busta per piacere, assurdi, se non se ne può più di sta gentaglia vanno presi a calci, dai piano Pippo. Buongiorno Andrew, diamo ancora un paio di messaggi poi leggiamo insieme i giornali. Io non capisco, lo scorso estate senza vaccino eravamo relativamente più liberi, quest'estate invece con milioni di persone vaccinate più quelle che hanno contratto il virus, quindi immuni, ci sono più restrizioni. Allo stato attuale Andrew sembra veramente così ed è una pazzia. Dicevo, dovremmo poter andare, ciao Edo, in discoteca e ballare tutti appiccicati, invece non si può, e oggi raccontano i giornali, avevamo detto anche noi ieri, il Cantera per esempio chiude una discoteca di Trieste. Eccolo qua il punto meraviglioso, l'ho letto ieri sera, condivido, bravo Filippo, ieri sera in diretta. Questo è il punto, sotto la voce palestre, piscine, attività natatoria, e poi vi leggo anche quello del teatro, che dice così: prima di entrare nell'acqua di vasca, provvedere a un'accurata doccia saponata su tutto il corpo, mi raccomando, su tutto il corpo. È obbligatorio l'uso della cuffia in piscina. È vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua. Ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. Vietato ai bambini piccoli far indossare i pannolini contenitivi. Quindi, allora, adesso nessuno di voi può ammettere di fare la pipì in piscina, perché non lo si dovrebbe fare, ma io dico almeno lo sputare, qua lo chiamano sputare, è vietato sputare. Ditemi voi come noi andiamo a controllare uno che mentre
respira tra una bracciata e l'altra, alza la testa per respirare, ha bevuto un po' d'acqua, giustamente la butta fuori, no? Ditemi voi come noi andremo a controllare nelle piscine il divieto di sputare, soffiarsi il naso e urinare in acqua, solo come nel film non con Ben Stiller, non mi ricordo che è quel film in cui finiscono con i bambini in piscina nell'acqua park americano e i due adulti fanno la pipì e diventa tutto blu intorno perché è la sostanza di contrasto, quindi gli fa fare una figuraccia. O mettono questa sostanza di contrasto in tutte le piscine o sarà impossibile controllare se qualcuno farà la pipì. Ma io voglio credere di più allo studio, mi pare inglese, in cui si dice che in 30 secondi il cloro distrugge il virus, e quindi sarebbe una notizia pazzesca se davvero confermata da tutti gli specialisti, gli scienziati, perché vuol dire che noi abbiamo tenuto le piscine chiuse per niente, è una roba pazzesca. Yuri Dorian Gray, titolare di palestra, era ospite a Ring l'altra sera. Ciao Yuri. Ciao Ferdinando, presente, ricordiamo al governo che il cloro in piscina, eccolo qua, uccide il virus in 30 secondi, che non si devono prendere in giro, non ci devono prendere in giro ancora. Allora, Yuri, infatti io citavo proprio questo, perché se è confermato questo studio è pazzesco. Noi abbiamo tenuto chiuse le piscine per niente. Poi 10 metri quadri per nuotare, va bene, tutto quello che volete. Allora, solo un altro flash e poi vi leggo i titoli e le notiziole di oggi. Eccolo qua. Questo invece è il teatro, ultima pagina di queste regole che sono allo studio. Gli oggetti eventualmente utilizzati, c'è la distanza di 2 metri ai ristoranti da tavolo a tavolo, 1 metro invece tra persona e persona se si è all'esterno è totalmente inutile, l'importante è avere le distanze minime, ma abbiamo capito ormai, soprattutto col caldo, che lo 0,1% si contagia all'esterno, una persona su 1000, una persona su 1000 nei contagi registrati. Ferdi, ieri mamma ha fatto il vaccino, non ti dico che assembramento, casino totale, mi pare a Trieste, giusto Walter, se ricordo bene, a Padova dove invece segnalavo io gli assembramenti, diciamo un po' di coda, racconta il Corriere del Veneto, sono spariti tutti, cioè quindi anche il Maxi Hub di Padova in fiera è deserto, perché o non vogliono fare l'AstraZeneca o ci sono problemi perché i settantenni non vogliono andare a fare il vaccino. Il cloro non è un disinfettante, Rossella, brava, ce lo stiamo chiedendo tutti. Filippo, dai che voglio tornare, Ferdinando, a bere una birra a Bai Buei qua a Bassano. Bravo. Hanno detto che il cloro nelle piscine distruggendo il Covid in 30 secondi. Di che parliamo? Bravo Edo, esattamente. Andiamo in acqua con la tuta da astronauta, con il casco compreso, degno di Mr. Bean. È l'unica cosa, il palombaro in piscina. Così difendiamo noi e gli altri. Che fine hanno fatto i dispositivi di purificazione? Vedo che sui giornali nei giorni scorsi molti avevano smentito l'efficacia di questi dispositivi che molte aziende hanno messo in campo. Teatro, dicevo, 2 metri senza mascherina, 1 metro invece di distanza se si indossa la mascherina, teatro, cinema, eccetera. La regola poi è pazzesca perché la cito qua, ma qui dicono gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena, quindi 2 attori che sono sul palco, si devono passare un bicchiere, ipotizzate. Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti. Quindi noi avremo tutti questi, diciamo, questi mandrake, come saranno, questi maghi, saranno combinati come dei maghi, avranno i guanti perché sono sul palco e si devono passare un oggetto di scena durante la rappresentazione. I costumi di scena dovranno essere individuali, altra cosa che a volte è complicata nel teatro, non potranno essere condivisi. Vabbè, insomma, queste sono le regole un po' più curiose. Ce n'è un'altra che però riguarda il cinema. Ecco, cinema e spettacoli. Tampone all'ingresso. 2 metri di distanza, come vi dicevo, senza mascherina, o 1 metro se indossate la mascherina. Test negativo nelle ultime 48 ore. Altra cosa, terza cosa. O pass vaccinale. O pass vaccinale. Io credo che ovviamente nessuno andrà al cinema o teatro, cioè con una cosa del genere, già poi adesso se andiamo verso la bella stagione, riapriamo queste strutture all'interno, uno si deve fare il tampone le 48 ore prima, poi il tampone all'ingresso, poi la mascherina e tutto il resto, ma soprattutto doversi fare il tampone 48 ore prima o portare questo pass vaccinale per chi ce l'ha, molto pochi ancora, e ti passa la voglia di andare a teatro e al cinema. Io credo così. Andiamo velocissimi sulle cose, poi leggiamo ancora messaggi. Anzi, leggiamoli subito. Cosa mi sono perso? Sabri, grande, facciamo solo improvvisazione che non ha
che non ha oggetti, oggettività, improvvisazione a teatro che non abbia oggetti, ho capito. Grande Sabri, se gli ultravioletti uccidono il virus, magari si potrebbe studiare un sistema per gli spazi chiusi, così ci dice, e questo più aziende l'hanno presentato. Buongiorno, vorrei sapere cosa è previsto quando è la riapertura per l'estate riusciremo a fare le vacanze. Antonietta, io mi auguro non sia alcun dubbio per quanto concerne le vacanze. Ennesima presa per il cercio, semo alla frutta, dice Walter. In quello che oggi leggiamo sui giornali è un po' l'opposto di quello che ha detto ieri sera l'europarlamentare Dreosto della Lega, di ritorno dall'incontro con Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, di ritorno dall'incontro con Garavaglia, ministro del turismo. Probabilmente qualche riapertura ci sarà già settimana prossima. Il problema è che non è assolutamente vero, perché quello che emerge dai giornali di oggi è che prima di maggio non se ne parla, cioè il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, non l'abbiamo ancora detto, hanno numeri da giallo, per esempio, ma resteranno in arancione. Quindi non c'è un allentamento, non c'è un giallo prima di maggio, sembra di capire, poi vedremo ancora nei prossimi giorni. E quindi l'opposto di quello che ci ha lasciato un po' sperare ieri sera l'europarlamentare Dreosto. Gazzettino titola oggi: il Veneto giallo ma non si apre, eccolo qua il Corriere, maggio tornano le zone gialle, maggio, Corriere Nazionale ci dice maggio tornano le zone gialle, cioè ci dà quell'orizzonte. Non è che il Corriere apre dicendo nessuna riapertura, diciamo, di queste più altisonanti, nessuna riapertura ad aprile, no, dice maggio le riaperture tornano alle zone gialle, il Corriere Nazionale. Il Corriere del Veneto titola riapertura, asse sul piano Veneto, Repubblica, il calendario della ripresa si riapre dal 3 maggio ed è un po' l'unico giornale che dà questa data come quasi certa. La discesa è iniziata intanto. I ristoranti potrebbero ancora avere lo stop alle 18 e i bar alle 16 per evitare la movida, quindi alla fin fine non c'è quella miglioria che speravamo tutti, che è la riapertura, se allora deve essere a maggio si riapre per tutti a qualsiasi ora. No, resterebbero diciamo, i due limiti delle 18 per i ristoranti e delle 16 per i bar. La discesa iniziata sono 29.004 i ricoverati, meno 855 ieri, le terapie intensive 3.417, meno 73 ieri. Questi sono i dati. La Sicilia e la Sardegna rischiano ancora il rosso, Sardegna sicuro, la Sicilia un po' meno, la Val d'Aosta in rosso e come vi ho detto Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno numeri da gialli ma stanno in arancione. Il nostro medico di base Shumsky ha vinto la sentenza ieri contro il governo, vedi la verità vince sempre alla fine. Iuri, però su Shumsky ci sono molte cose delle quali potremmo parlare, medico di Santa Lucia di Piave a Treviso. Per partire in aereo sarà ok il passaporto vaccinale? Molto probabilmente sì, Antonietta. Buongiorno Ferdinando, perché non fare dei grandi drive-in per cinema e teatri, spettacoli vari? Stupendo, gli spettacoli all'esterno, però poi la stagione tiene? Se gli albergatori, come ho sentito dire, accoglieranno sia le persone vaccinate, sì, le persone vaccinate, noi a casa tutta l'estate, solo le persone no. Non penso proprio, anche perché gli alberghi, io segnalo, mi arriva sempre questo sms, ma gli alberghi se vogliono sono aperti anche adesso, non è che c'è un decreto che li chiude. Cosa succede su Zaia? Ho visto il titolo sul giornale, non l'ho visto io, Aldo, se me lo mandi, anche perché forse riprendono la polemica che abbiamo innescato ieri, cioè raccontato ieri e della quale parleremo anche se vuoi subito, cioè il fatto che la Lega abbia oscurato un po' la visibilità di Luca Zaia sul sito della Lega regionale in Veneto. Quindi questo è un dato che ha fatto arrabbiare Salvini, perché ieri quell'articolo che abbiamo commentato qui, scritto da Paolo Calia per il Gazzettino, che dice guardate il sito della Lega Veneta, dov'è il governatore? Dove sono gli assessori regionali o gli amministratori locali? Come mai sul sito della Liga Veneta, cioè della Lega del Veneto, ci sono solo i parlamentari di questa regione, il Bitonci, Ostellari, come si chiama, Manzato, la Lazzarini, Alex Bazzaro, cioè, e non c'è il governatore di questa regione nel sito della Lega, se non andiamo a trovare un post di gennaio, un articolo di gennaio, e per 4 mesi quasi non si vede, si domanda ieri Paolo Calia, scatenando un macello, perché ne abbiamo commentato ieri mattina, alla fin fine arriva questa notizia a Salvini che si arrabbia, ma non si è capito con chi. Cioè, oggi il Gazzettino fa un secondo capitolo, dice è arrivata la voce, questo articolo è arrivato a Salvini che si è arrabbiato, ma non si sa con chi. Cioè si è arrabbiato con il fatto che la notizia sia uscita, cosa molto più probabile, oppure si è arrabbiato con i suoi perché hanno oscurato il governatore?
dubito, perché alla fin fine quel sito cambia un po' registro, l'abbiamo detto, quando interviene il nuovo commissario Stefani della Lega. E che succede? Dove te l'ho segnato? Eccolo qua. Dice Stefani, è evidente anche a un bambino, replica oggi, perché sotto c'è sempre un po' lo scontro che, vi ho detto ieri, non ammetteranno mai, ma è così all'interno della Lega, e mi dispiace per gli amici leghisti, ma lo sanno molto meglio di me, che è tra gli assessori e gli amministratori locali e i parlamentari, gli uni tutti salviniani, gli altri praticamente tutti zaiani sul territorio. Quindi i parlamentari eletti a Roma, quasi tutti, sono molto ortodossi al fianco di Salvini, e se questo contrasto c'è, perché nel sito della Lega sparisce Zaia, oggettivamente diventa un chiarimento, un esempio, diciamo, plastico di quello che è successo. Dice Stefani, è evidente anche a un bambino che c'è un ordine cronologico nelle notizie, ma di Zaia, come vi dicevo, in 4 mesi silenzio sul sito. Vengono pubblicate le notizie mano a mano che arrivano, dice Stefani, ma immagino che il governatore, che dà notizie tutti i giorni nelle conferenze stampa, non abbia bisogno della visibilità del sito della Lega, perché immagino faccia poco, faccia meno del sito ferdinandovarino.it magari. Non lo so, però ecco, come utenti unici, però dico, sicuramente uno che va in onda tutti i giorni e gestisce questa emergenza, magari sul sito del proprio partito potrebbe avere un po' di spazio. La vogliamo finire con questi colori? Ormai siamo un paese ridicolo, all'estero ridono di noi. Lo stato di emergenza scade il 30 aprile, lo prorogheranno, vedrai Anna. Massimo, oggi richiamo Pfizer, poi benzina in Slovenia. Non penso che tu possa farlo. Lucia, buongiorno Ferdinando. Aldo, che dici riguardo l'OMS? Non hanno voluto elogiare Zaia per non irritare PD e 5 Star. Adesso lo vado a vedere. Dunque, altro flash. Ed è sulle scuole. Oggi, ieri vi ho raccontato del fatto che in pochi giorni, una settimana appena, siano triplicati i contagi all'interno delle scuole, soprattutto a Treviso. In realtà oggi la Carmela Palumbo, che è la responsabile ufficio scolastico di Regione Veneto, dice che non è così, perché è un po' troppo presto categorizzare quei contagi come dovuti alle aperture, ci vogliono almeno 2 o 3 settimane, però in questo momento ci sono 350 classi in Veneto con problemi, quindi con quarantena, e sul caso della bendata invece è diventato ormai un caso di omofobia. Avete visto, e forse almeno 5 ex studenti di questa docente che aveva bendato la ragazzina per essere certa che non copiasse durante l'interrogazione via computer, hanno scritto al Corriere del Veneto, che riporta questa storia, dicendo di essere stati discriminati da quella professoressa. In quale maniera? Che per proprie preferenze sessuali, una volta conclamate, hanno preso brutti voti, sono passati da voti molto buoni a voti pessimi, e questo ha distrutto la professoressa, che si dice sconvolta: io che ho dato la vita per la scuola. E insomma è una storia molto brutta che sta peggiorando di giorno in giorno, e francamente spero che non sia così come raccontano questi ex ragazzi. Dove ero arrivato? No, questo l'avevo già letto. Walter, vedo che commenti da YouTube, grande, non me ne ero anche accorto. Sono gelosi di Luca, che è il migliore in Italia governatore. Salvini si è venduto per la Carega. Laura ancora, poi vi dico 2 cose, una su Letta, Meloni e Conte, se vi interessa. L'OMS avrebbe oscurato Zaia come miglior risposta in merito alla prima ondata di Covid. Strano. Pensate che Zambon, l'abbiamo già detto, è intervistato da noi l'altro giorno ad Antena 3, ha detto che abbiamo risposto, l'aveva criticato nel suo piano, nella sua analisi per l'OMS. Abbiamo risposto bene nella prima parte, male nella seconda, pensate. E quindi siamo peggiorati come paese nella risposta al Covid. Lo stato di emergenza è stato prorogato il 31 luglio. Brava Paola, vedi che hai risposto tu. Non ancora, teoricamente dovrebbero farlo di un nuovo DL. Questa è l'intenzione comunque. Allora, spero abbiate condiviso. Un flash: Meloni va avanti con la sfiducia a Speranza, che ieri ha riferito alla Camera e ha parlato di molte cose, anche dell'onestà, diciamo, delle notizie che vanno riportate in questi frangenti su AstraZeneca, che ovviamente i casi sono pochissimi, un po' tutte le cose di cui ha parlato. E ancora non ha detto è legittimo aspettarsi delle riaperture a maggio, ma ha utilizzato una sfumatura un po' diversa, ma che cambia ben poco. Però ora riaperture, mi auguro, anche se le regole le abbiamo viste e sentite. Meloni va avanti con questa sfiducia, imbarazza un po' la Lega. E guardate che io questa notizia della Meloni che insiste perché Salvini ha un po' ammorbidito
ubbidito già la linea nei confronti di Speranza perché ha capito che non c'è niente da fare, Draghi lo difende, quindi Speranza resta al suo posto. Salvini non ne chiede più le dimissioni, ma dice piuttosto facciamo una commissione d'inchiesta, che è un'altra cosa, che sono quelle classiche commissioni d'inchiesta parlamentari sulle quali si fa l'inchiesta, ma poi chissà davvero dove portano, un po' come quelle delle banche, no? Per noi che abbiamo seguito il Veneto, e quindi che difendono politici che difendono altri politici, poi probabilmente. Quindi non è che proprio che questa grande stima delle commissioni d'inchiesta, che sono una cosa seria, parlamentari, però insomma chiedono una commissione d'inchiesta su quello che ha fatto. Però io questa notizia di Meloni che sfiducia Speranza e quindi mette in difficoltà la Lega, l'unica forza di opposizione di fatto, mette seriamente con una manovra seria politica in difficoltà il governo, cosa che non è riuscito a fare Salvini, la unisco a Letta. Non so perché, ma Enrico Letta, che io non so quanto contenti siano gli amici del PD o gli amici del Movimento 5 Stelle che definivano le ONG i taxi del mare, ma Enrico Letta incontra il numero 1 di Open Arms. Lui si mette la felpetta, con scritto Open Arms, Enrico Letta, e quindi a me questa cosa di fa arrabbiare Salvini, ovviamente, che va a processo sabato proprio su Open Arms, e lì è stato rinviato a giudizio, e quindi io unisco la manovra a tenaglia di Meloni e Letta, che francamente in due stanno cercando di neutralizzare la leadership di Matteo Salvini. Poi non so quanto al PD, anche se Letta ha preso la sua linea e la difende a oltranza, quanto porti diciamo questa contiguità con Open Arms. L'Italia di la Corriere di Rosa, Anna Pellegrini sembra già confermato, sì, ma sai così Anna, sarà fino al 31 luglio lo stato d'emergenza. No, ci chiuderanno a ottobre come l'anno scorso. No, spero davvero di no. Conte, fantastico, lo racconta Repubblica mi pare oggi, verso la guida del Movimento 5 Stelle per ordine di un magistrato. Ricordate quando discutevamo di Cagliari? Ultima battuta perché siamo in ritardissimo. Cagliari, questi ricorsi vari, insomma, per dire non potete buttarci fuori dal Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle non può essere guidato da Vito Crimi, non può decidere crimi perché abbiamo tutti votato per un direttorio. Questo direttorio, e dice così il giudice, hanno ragione questi grillini che non potevano essere buttati fuori da Crimi. Perché non potevano essere buttati fuori da Crimi? Perché tutto il Movimento 5 Stelle, quante volte ne abbiamo parlato qui, ha votato per un direttorio che poi non è mai stato realizzato. Allora il risultato è che rischia Conte di andare ad avere una leadership all'interno del Movimento 5 Stelle per disposizione di un giudice che gli dice ora dovete fare un direttorio, e per fare questo direttorio tra l'altro lo si deve fare evidentemente votando su Rousseau con il quale ci sono ancora tutti questi contrasti, e quindi o si ottiene una strada e Conte viene eletto insieme a un direttorio da lui indicato tramite il voto su Rousseau, oppure Rousseau si oppone a tutto questo e quindi il Movimento 5 Stelle si libera definitivamente di Rousseau. Con 2 o 3 incastri, diciamo, Conte diventa leader del Movimento 5 Stelle. Fantastico. Ci vediamo stasera con Ring alle 21 su Tele4. Vi ricordo, cominciamo con il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, chiude il Cantera, la discoteca, non ce la facciamo più, in buona sostanza dicono questo, ed è anche per Trieste una notizia insomma di rilievo, soprattutto per i più giovani. Letta ha copiato Salvini, deve pretendere il brevetto sulle felpe. Bravo Aldo, questa non l'avevo vista. Non ci avevo pensato. Fare intervenire un soggetto esterno non è mai un bel segnale nella gestione delle organizzazioni. Movimento 5 Stelle male, dice Andrea Blau. Giovanni, buongiorno Ferdinando, sono in ritardo, solo se condividi ti perdono. Un abbraccio a tutti, ci vediamo stasera a Ring alle 21. Ciao Giovanni, anche se sei arrivato in ritardo, e a chi ci ha seguito. Ciao ciao.